Voilà, parce que là, sinon on ne s'en sortira pas sur cette réunion de l'Assemblée. Alors, la question suivante, donc, posée par Pedro Antone Tomasi, vous avez la parole. Ringraziamo il Presidente, una questione che concerne lo sviluppo della montagna e la strategia finanziaria sul soggetto. Il Presidente, dopo tanti anni d'attesa, di credi diversi, d'occasione mancata, l'Assemblea di Corsica fece rinascere 2 anni fa il Comitato della Montagna. L'anno scorso, in seguito, fu adottato il primo schema di sviluppo, d'assisto e di protezione di questa montagna e poi il regolamento d'aiuto. Questa Marta ha portato con ella un messaggio politico forte e una speranza nuova per tutti gli attori di un mondo montagnolo. Di Boridon il Comitato di Montagna ha perseguito i suoi lavori in ogni regione di Corsica e la sua commissione permanente ha dato la sua consente ai primi progetti da che li diventino le prime pietre di un piano di rinascita della montagna corsa. Tutti siamo convinti... Ce brouhaha, c'est impossible d'écouter, de travailler. Allez. Tutti siamo convinti della necessità di mantenere lo sforzo di riconquista all'interno e anche di rinforzare la nostra andatura. In un quadro di competenze della nostra collettività ci piacerebbe di conoscere, signor Presidente, il calendario politico del Consiglio esecutivo in quanto a strategia d'aiuto finanziario a questo soggetto. 2 questioni ci si parano di premura. La prima, si è parlato, fra l'altro, mentre discussione di un comitato di montagna, di una revisione di un regolamento di aiuto. E questa marcia ci pare necessaria da integrare in modo chiaro certe intervenzioni al regolamento e dunque di securizzare i suoi finanziamenti. Può essere un caso per un detto di un funzionamento, d'aiuto in funzionamento per il pastorismo o ai mestieri di montagna, azioni che sono state dibattute in tempo di redazione di un schema di montagna corsa. E che domanda può confermarci se questa revisione è programmata e ad essere esaminata davanti all'Assemblea di Corsica. Seconda domanda, e avremo compito, la nostra maggiorità ha promosso di poi alla sua elezione l'elaborazione di piani di investimenti pluriannuali per associare visione politica e mezzi finanziari necessari. Signor Presidente, chi sarebbe il vostro parere in quanto a un PPI per la montagna corsa e vi ringrazio per le vostre risposte.